La canzone preferita è quella che dà il titolo al tour, tra l'altro di oggi, La vita è adesso, che è la mia canzone preferita da sempre. Tra l'altro è una canzone che mi è stata dedicata al compleanno dei 17 anni da una ragazza del liceo, e quindi conservo ancora la lettera con me, che è dall'altra parte. Eccola qui, scritta a penna quando non c'erano i social network. Copro il nome perché è giusto. E ovviamente c'è tutto il testo della canzone scritto, e che mi è stato dedicato, e che porto ovviamente tra i ricordi più belli, e anche insomma a simboleggiare che Claudio Baglioni è un artista intergenerazionale capace di entusiasmare generazioni diverse, anche i più giovani, e continua a farlo, e sono onorato oggi di poterlo ospitare qui a Palazzo Balbi. Quello che è bellezza che si apre in un clima storico che di bellezza ha poco, purtroppo. Ma l'arte serve anche e soprattutto a questo, serve anche a far dialogare, serve ad emozionare, serve a far vedere che la bellezza esiste ancora, e che soprattutto la vera bellezza non passa mai di moda. Come non passa di moda tra le generazioni, non passa di moda neanche oggi, non passerà di moda mai, e quindi dobbiamo assolutamente difenderla. La Regione del Veneto continuerà a promuovere eventi come questo. Oggi abbiamo premiato Claudio Baglioni ambasciatore della bellezza qui nel nostro straordinario Palazzo Balbi, ma continueranno ad esserci ancora eventi e ancora tanta cultura che permetterà al nostro territorio di poter vivere anche e soprattutto di bellezza. Diverse le tappe venete. Ci sono 17 tappe venete, delle 50 tappe, delle 30 tappe, scusate, del Festival della Bellezza, quindi la maggior parte. Ovviamente siamo orgogliosi di poterlo promuovere, e soprattutto di poter unire forme d'arte diverse, perché saranno, tra l'altro, si terranno in luoghi d'arte straordinari, quindi siamo assolutamente felici di questo.